Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi apriamo la puntata parlando di un duplice hackathon per progettare edifici sostenibili in cui sono stati impegnati i ragazzi delle scuole superiori di Lombardia e di Veneto. Si è conclusa infatti la sfida progettuale organizzata dall'ITS Red Academy di Varese, a cui hanno partecipato quasi 200 ragazzi delle scuole superiori di Varese, di Tradate, di Saronno, di Cantù, di Gavirate e di Novara. La vittoria è andata al progetto elaborato dalla quinta B dell'istituto Don Milani di Tradate. Noi andiamo a conoscere i protagonisti di questa sfida. Cominciamo subito ad incontrare il presidente dell'ITS Red Academy, l'ingegner Cristiano Perale. Questa esperienza dell'hackathon 2021 è stata entusiasmante sia per noi organizzatori e per quello che abbiamo visto anche per i ragazzi, dato il feedback nelle giornate finali di presentazione dei vincitori. È stato un progetto molto interessante perché non pensavamo che ragazzi di 18 anni che stanno completando il percorso formativo con 2 anni molto difficili, gli ultimi 2, a causa dell'emergenza sanitaria, avessero tutta questa capacità in realtà progettuale. I risultati sono stati veramente molto interessanti e ci hanno aiutato a pensare che questo è solo l'inizio, è un progetto che può essere tranquillamente rifatto l'anno prossimo, lo faremo senza ombra di dubbio, magari migliorandolo come ogni progetto di comunicazione. Come anticipato è il momento di incontrare i protagonisti del primo hackathon che si è concluso a Varese. Ho il piacere di incontrare per voi e ascoltare Fiorenzo Bani Alunno, che è responsabile dell'ITS Red di Varese, al quale abbiamo chiesto qualche numero di hackathon e poi abbiamo voluto capire che cosa hanno ottenuto in più questi ragazzi grazie a questa sfida rispetto alle lezioni tradizionali. Certo, è un successo. Forse non ci aspettavamo questi numeri, sono oltre 190 i ragazzi che hanno partecipato, oltre 40 i docenti che li hanno seguiti durante questa esperienza. Credo che abbiano scoperto che lavorando insieme, sfruttando le diverse abilità che ognuno di loro ha per l'esperienza di vita e le conoscenze che via via hanno acquisito nella vita scolastica, in primis abbiano rivalutato quanto la scuola loro dà. Successivamente, e forse la prima volta, abbiano anche realmente toccato con mano quello che li aspetterà quando entreranno nel mondo del lavoro, e cioè saper dare risposte a domande concrete di clienti, risolvere non solo gli aspetti tecnico-progettuali, ma anche quelli economici, sociali e l'impatto sul territorio. E soprattutto produrre in tempi limitati un progetto di un edificio a misura dei tempi e delle esigenze dei nati nel nuovo millennio come sono loro. Fa parte del team dei vincitori Hackathon 2021 di Varese, si chiama Paolo Rasetti, gli abbiamo chiesto che cosa significa per lui questa sfida Hackathon 2021. Allora, Hackathon 2021 è stata per tutto il gruppo un'esperienza nuova. Anche perché siamo abituati a scuola a lavorare in gruppi di massimo 3 persone, quindi ritrovarsi a dover confrontare 8 idee più o meno diverse non è stato sicuramente facile. Tutto sommato però è stata una bellissima esperienza che ci ha dato molto. Siamo riusciti a usare tutte le conoscenze che abbiamo appreso in questi ultimi anni e grazie anche all'aiuto dei nostri professori che fin da subito sono stati disponibili ad aiutarci, siamo riusciti a presentare un progetto che volevamo. Inoltre il momento della premiazione è stato un momento di grande entusiasmo non solo per noi ma anche per tutti gli altri nostri compagni che, anche se non sono riusciti ad arrivare in finale, hanno condiviso con noi questo momento. Ed è proprio quello che ci voleva anche dopo l'anno di didattica a distanza che abbiamo passato. Il suo team si è classificato al secondo posto. Abbiamo ospite con noi Wael Nafi, al quale abbiamo chiesto com'è stata la sua esperienza per questo Hackathon 2021. Quando ci hanno chiesto se volessimo partecipare al progetto Hackathon, ci siamo sentiti subito molto entusiasti e allo stesso tempo emozionati, sia di confrontarci con altri coetanei di istituti differenti, sia allo stesso tempo per visionare il livello raggiunto dopo questi 5 anni di insegnamento.
L'ostacolo principale riscontrato è stata appunto la tempistica, da noi superato sia suddividendoci il lavoro in varie fasi e ai vari membri del nostro gruppo, sia lavorando costantemente sino a notte fonda. Questo ostacolo ci ha fatto anche capire la difficoltà principale in cui andremo incontro una volta applicata la libera professione. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Raffinati oggetti esprimono gusto e personalità e i sogni volano. Bagliori accesi rischiarano il buio e gli occhi brillano. Benetti, le gioie della vita. Nel prossimo servizio parleremo di una professione tecnica, quella del geometra, ma in particolare parleremo di un progetto che proprio i professionisti geometri di Verona hanno messo in piedi, in pista, per supportare le amministrazioni pubbliche, ma soprattutto i cittadini. Di che cosa si tratta? Ne abbiamo parlato con il presidente del collegio dei geometri laureati della provincia di Verona, Fiorenzo Furlani. Il progetto è uguale a quello che abbiamo messo in campo col Comune di Verona. Prevede un'attività di scansione di tutte le pratiche giacenti presso l'archivio del Comune di San Giovanni Lupatoto, in modo da mettere a disposizione i documenti in forma digitale agli iscritti o ai cittadini, diciamo, questa è la finalità. E abbiamo deciso anche di attivare questa iniziativa anche al Comune di San Giovanni Lupatoto, perché crediamo di poter dare pur modestamente un aiuto alla collettività in questo momento particolare, dando merito ai miei colleghi che hanno dato la loro disponibilità, perché se no in forma totalmente gratuita e volontaria non si poteva fare questa cosa, ma io ho riscontrato in questa specificità di attività particolare la conferma degli altri valori che reggono e costituiscono la nostra categoria, che oltre a quelli di professionalità e competenza sono certamente di condivisione, di volontarietà e gratuità a favore della collettività. Una perfetta sinergia tra amministrazione pubblica ed in particolare il Comune di San Giovanni Lupatoto e i geometri. Come è nata questa idea e questa esperienza? Ne parliamo insieme al sindaco di San Giovanni Lupatoto, Attilio Gastaldello. Ma mi permetta di dire che i risultati più belli sono quelli che arrivano dalla collaborazione. Tra l'altro in questo caso di due istituzioni, io le chiamo, ci metto dentro anche il collegio dei geometri, comune, collegio dei geometri, per un progetto importantissimo che il comune ha già iniziato, è quello della digitalizzazione dell'edilizia e che permette un procedimento snello poi quando il cittadino ha bisogno. È un progetto iniziato, ma complice anche la pandemia, purtroppo il Covid, soffriva proprio della carenza di personale qualificato, e i geometri sono particolarmente qualificati in questo caso, e spero che questo gesto dia anche luogo poi a nuovi impulsi, perché so che i geometri sono generosi, oltre ad essere una figura professionale importantissima. Si chiama Giorgio Zecchinato, geometra, che sarà tra i protagonisti di questo progetto che vede coinvolto il Collegio di Verona e il Comune di San Giovanni. Gli abbiamo chiesto perché ha scelto di mettersi in campo volontariamente per dare un aiuto al Comune, ma soprattutto ai cittadini. Esatto, cominceremo già dalla prossima settimana e speriamo di dare il nostro contributo a un'esecuzione celere dell'evasione delle pratiche. Ecco, sì.
Abbiamo incontrato anche Romano Turri, al quale abbiamo chiesto, vista la crescita della domanda dell'accesso agli atti, che cosa ha pensato il Collegio dei Geometri a supporto dei cittadini. Di cercare di proporre una soluzione simile a quella che abbiamo fatto a Verona, cosa che è stata accolta positivamente dall'amministrazione, quindi come collegio ci siamo sicuramente attivati subito per cercare di mettere in campo forza lavoro di colleghi professionisti che hanno aderito con entusiasmo e con voglia per aiutare l'amministrazione e quindi rendere un servizio ancora più veloce ai nostri clienti, per noi professionisti, e al cittadino, per il comune, per l'accesso agli atti dell'edilizia privata. Nel prossimo servizio parleremo di una professione molto amata, quella dell'hairstylist, a suo modo una professione tecnica anche se molto creativa. Ne abbiamo voluto parlare con l'hairstylist Denis Zorzi, che ci racconta come in questi mesi anche i professionisti del suo settore si sono dovuti adeguare ad una situazione molto particolare. La sicurezza prima di tutto, ce ne parla proprio Denis Zorzi. L'importanza di avere una cliente tranquilla, sicura ai tempi del Covid, che purtroppo ci vincola da quelle che sono le libertà all'interno del salone, sicuramente è quello di fare un investimento. Noi abbiamo creduto che investire sia importantissimo per la sicurezza del cliente, ma soprattutto per i nostri collaboratori, per lo staff che lavora all'interno del nostro salone. Abbiamo messo a disposizione sanificatori per le spazzole, abbiamo un generatore che cambia l'aria del locale appunto per purificare e prevenire la formazione di batteri e virus, e nonché abbiamo tutti i dispositivi di sicurezza che vengono utilizzati dal confezionare le borse dei clienti, appunto per evitare che appoggino sulle superfici dove altri clienti potrebbero appoggiare, e fino al dispositivo per quanto riguarda la sanificazione, l'igienizzazione di poltrone, che vengono fatte periodicamente tutto il giorno. Una difficoltà trasformata in opportunità per i professionisti del settore hairstylist, è questo un messaggio importante che ci ha voluto lasciare Denis Zorzi, dove ci ha raccontato come il momento storico è diventato, seppur in maniera molto complessa, un momento anche di crescita professionale. Parlare di positività ai tempi del Covid è sicuramente mettere un'allerta su quello che è il momento. Noi abbiamo preso questa possibilità come un'opportunità, come un essere ancora positivi, fare una ricerca, cercare qualcosa di innovativo. A noi piace continuamente cercare. Abbiamo fatto tutti i percorsi delle erbe, dei trattamenti, fin quando abbiamo trovato un'azienda che finalmente ci ha supportato e ci ha supportato in questo progetto. Per cui l'opportunità che abbiamo cercato noi, facendo continua formazione, perché il personale continua a formarsi, abbiamo delle dirette Zoom tutti i giorni con tecnici dall'altra parte del mondo che ci preparano, ci danno formazione per quanto riguarda il mondo colore, il mondo trattamenti e il mondo anche dell'accoglienza del cliente. Come di consueto, quando abbiamo l'opportunità di parlare con Denis Zorzi, ci facciamo sempre dare qualche suggerimento per la stagione, per il taglio e per il colore. Quindi ne approfittiamo anche in questa puntata per chiudere anche questo appuntamento del lavoro a 360 gradi con un po' di colore e creatività. Parliamo di tendenze, parliamo di quelle che sono le novità dell'estate, primavera-estate 2021. Allora, per quanto riguarda la colorazione, noi amiamo da sempre, portiamo avanti la filosofia di quello che sono i colori naturali. Cominciamo a scaldare, cominciamo a portare riflessi ramati, riflessi caldi, proprio per dare questa voglia di questa ventata di novità. Come sono i tagli? Per cui ci saranno tagli molto morbidi, forme morbide che non vanno a definire troppo quel che riguarda la forma del viso, per il semplice motivo che all'interno nel viso, purtroppo dovendo portare ancora le mascherine, dobbiamo evitare di andare a chiudere ancora di più quel che è la forma del viso, per cui colori luminosi, colori naturali e forme molto naturali che si muovono senza dover per forza avere la piega perfetta fatta dal parrucchiere. Si chiude anche questo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Io, Elisa Tagliani e tutta la squadra della redazione del lavoro a 360 gradi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, puntuali sempre, per raccontarvi le novità del mondo del lavoro.